Ciao ragazzi, di che colore è l'oro? Qui in Val Peligna, in Abruzzo, è rosso. Questo è l'aglio rosso di Sulmona, una delle eccellenze agricole di questa splendida regione, che tuttavia non è soltanto un simbolo rurale, ma anche storico. E sapete perché? Perché anche l'aglio, come peraltro diversi altri prodotti che consumiamo anche ogni giorno sulle nostre tavole, ha la sua bella età, perché si possono citare già delle fonti egizie e sumere, quindi torniamo indietro di almeno 4.000 anni. E poi ci sono anche citazioni bibliche, come quella secondo la quale l'aglio è stato il dono più prezioso lasciato dagli ebrei durante l'esodo, la fuga in Egitto. E poi il codice Eber del 1550, elaborato da un medico egizio che parlava dell'aglio come un rimedio naturale potentissimo contro i dolori e le punture di insetti. E poi scritte di innumerevoli personaggi scientifici e divulgatori agricoli che hanno decantato doti e virtù dell'aglio in tantissime occasioni. L'aglio rosso di Sulmona. Quali sono le caratteristiche principali dell'aglio rosso di Sulmona? Cos'è che lo rende unico? Innanzitutto la digeribilità, perché rispetto a tutti gli altri agli è molto più digeribile, e poi quel gusto leggermente piccante, però che non dà assolutamente fastidio, e indubbiamente poi c'è il nostro colore, quel rosso amaranto che ci contraddistingue, è chiaro. E la dimensione, l'aglio rosso di Sulmona non è assolutamente un aglio tra i più grandi, la sua dimensione massima è intorno ai 5,5 cm. Però è chiaro che anche lì, nonostante tutto, riusciamo a distinguerci per questo, perché tanti rossi ci sono in giro, diciamo per l'Europa, io direi anche per il mondo, ma il nostro è diverso, sicuramente. Perché ha trovato qui il suo habitat ideale? Perché i terreni di questa valle sono particolarmente ricchi di queste proprietà che poi ne danno anche questo colore. L'aglio rosso è una coltura che connota fortemente la vocazione agricola di questo territorio. E Stefania, che è la presidente del consorzio di tutela, nella sua azienda svolge non soltanto un'attività agricola, soltanto ovviamente tra virgolette, ma gestisce un appuntamento con il proprio orgoglio che si rinnova ogni anno. Perché si sa, le piccole produzioni in Italia non hanno mai vita facile, perché non sempre si riesce a far capire la differenza tra la grande qualità, la piccola quantità e la massa. Del resto, i piccoli produttori non possono contare su economie di scala del mercato del lavoro come succede in altri paesi o su altri espedienti per massimizzare la quantità. La differenza quindi la fanno loro, nella cura con cui gestiscono il prodotto, nell'attenzione che ci mettono per tutto un anno di lavorazione. E questo è un valore da trasmettere perché sicuramente costa un po' di più, ma vale molto di più. Il consorzio è nato tanti anni fa da 7 menti folli, forse direi così, perché volevamo salvaguardare chiaramente questo prodotto che stava scomparendo. Siamo nati in 7, oggi siamo 70, nell'arco di 10 anni. Le produzioni chiaramente non sono grandissime, ma anche perché è il territorio che non ci permette di ampliare più di tanto quelle che sono le estensioni. Però di questi 70 soci riusciamo insieme a fare 600-700 quintali tranquillamente, anche in base alla stagionalità, e chiaramente avere sempre però un prodotto di qualità, perché tutto ciò che cresce qui in Valle Peligna ha la sua caratteristica e originalità di Sulmona. Grazie al suo pregio, alla sua prelibatezza, la sua fama ha varcato sicuramente i confini regionali. E oggi qui da Stefania ho incontrato un amico che si è sobbarcato un bel po' di chilometri per venire qui ad approvvigionarsi di questo ortaggio così prezioso per la sua attività. Anni che scendo qua in Abruzzo
per poter portare a casa questo ben di Dio. Pensate che il tastasal nasce anche da qua, dall'aglio rosso di Sulmona. Che cosa gli dà? Profumo, aroma e bontà. Quindi tu ti sobbarchi 650 km? Sì, beh, per un ingrediente base della nostra punta di diamante questo ne vale la pena, è il minimo che si può fare. Tastasal? No, anche per la nostra soppressa, per il nostro salame e per i nostri salamini. Se notate, i nostri salamini hanno quel qualcosa in più. Sì, è dato dalle carni, è dato dall'attenzione nel fare questo prodotto, ma è dato anche dall'aglio rosso di Sulmona. Come ci si sente a cercare queste eccellenze, Stefano? So che questo prodotto, questo grande prodotto in questo piccolissimo territorio dà tanto valore al nostro prodotto e quindi vale la pena venire fino qua, stare attenti a quello che si fa, anche perché in questa zona ho provato un po' tutti gli agricoltori, sono stato un po' da tutti e ad oggi devo dire che qui a Marane ho trovato il massimo non c'è mai, ma quasi il massimo qua c'è, perché solo a questa distanza qua si sente un profumo che è qualcosa di unico. C'è un orgoglio c'è una consapevolezza della ricchezza che si ha? Ti dico di sì, adesso ti dico di sì, ci sono voluti anni, anzi ti dico che io sono presidente dal 2014 e chiaramente abbiamo cercato di farlo conoscere e capire. E oggi la soddisfazione qual è? Una, abbiamo realizzato all'interno dell'Abbazia Celestiniana un museo dedicato all'aglio rosso di Sulmona. Due, tanti giovani, anche neolaureati, si stanno dedicando a questa cultura. E quindi questo ci fa capire quanto stia prendendo piede il ritorno alla tradizione e soprattutto preservare un prodotto così importante come l'aglio rosso di Sulmona, che qui noi chiamiamo oro rosso. Da quanto tempo fai questo mestiere, Stefania? In realtà da 15 anni. Le mie origini non sono di Sulmona, io in realtà vengo dal mare. Poi avendo sposato un sulmontino mi sono ritrovata in questa situazione, in questa tradizione familiare da parte di mio marito. Io avevo studiato, avevo tutte altre intenzioni e soprattutto da piccola dicevo sempre che non avrei mai voluto lavorare in campagna. E invece? E invece mi sono ritrovata a conoscere questo prodotto, apprezzarlo particolarmente, ti dico talmente tanto da amarlo e lasciare il mio lavoro per dedicarmi esclusivamente a questa azienda, al consorzio e alla produzione dell'aglio rosso di Sulmona. Quindi quando vedi scene come queste? Mi commuovo. Però Stefania, dopo tutto questo viaggio che oggi ho voluto fare anch'io, non puoi lasciarmi andare via con la curiosità di sapere che cosa si può assaggiare con l'aglio. Qualcosa di vostro ce l'hai? Te lo dico io. Tradizione abruzzese. Eccola Pizzelle qua. salate e aglio rosso di Sulmona. Prodotte con posso? grani antichi. Vai! Queste qua. Super appetitoso. È uno stuzzico da Esatto. accompagnare a sottaceti, magari come questi. Questi sì, che ovviamente qui sai di cosa parliamo? Parliamo dello stelo del fiore dell'aglio, quelle che noi chiamiamo zolle, che sono uguali all'aglio, ma con un retrogusto più delicato, da abbinare con la carne. Adesso non so Stefano se hai sentito. Che idea che mi è venuta, che idea che mi è venuta Stefano! Allora, io ci ho messo il video, Stefano ci ha messo l'aglio e i prodotti. Il salato niente però, vero? C'è Stefano, tutto, Stefano. C'è tutto? C'è In tutto. macchina, te lo si portava, vero? Okay. Se passate da queste parti a Sulmona,
Venite a trovare Stefania, prendetevi una bella treccia che vi rimarrà nella mente, nel cuore e anche nel palato. Ciao ragazzi, alla prossima catturata. Ciao! Ciao a tutti. E ancora che... Vai!